Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Allora, siamo nel 2020, 10 aprile 2020, dobbiamo fare l'ultima partita di regular season e adesso raga, fino al 2024, che vediamo, diciamo, l'ultimo draft, che ho appena fatto. Andiamo solo di simulazioni perché adesso a breve mi arriverà NBA 2024, che l'ho preso anche scatolato perché così almeno ne ho uno scatolato di questa generazione qua per Play 5, ci sta. E niente, raga, quindi andiamo avanti così perché tanto comunque ormai la stagione è verso la fine, quello che dovevamo fare col Cume l'abbiamo fatta. È stata una serie devastante, a mio parere bellissima, una delle più belle secondo me fatte, però adesso è giusto pensare al nuovo NBA perché voglio fare questa modalità ma in maniera diversa. Quindi me la voglio strutturare in maniera un po' diversa. Vabbè. Simula. Vai. D'Angelo Russell MVP. Poi Zion Williamson matricola. Lillard sesto uomo. L'inominabile difensore. Marvin Beagle Tree migliorato. Ok. Perfetto. Andiamo ai playoff. Vinciamo la prima. Pareggio. Vinciamo la seconda. Vinciamo la terza. 3-3 incredibile. E usciamo al primo turno. I campioni in carica escono subito. Simuliamo i playoff. E Cleveland perde l'ennesima finale d'Angelo Russell MVP. Cioè, pazzesco, ragazzi. Cleveland ha perso. Scusate un attimo. Incredibile, incredibile. Hanno perso la seconda, prima 4-1 con noi, adesso 4-2. Pazzesco. Va bene. Allora, Paul Gasol. Si ritirano Gilbert, Arenas, Wade, si ritirano tutti, cazzo. Vai. Ritiri staff. Ciao. Hall of Fame, Gilbertone Arenas e Dwayne Wade. Ritiro maglie. Ok. Riunioni Lega, va bene. Ok, Dallas è prima, mi fa piacere. Ok ragazzi, stagione da 49-32, manca una partita, come roster è rimasto praticamente lo stesso, non abbiamo fatto variazioni. Ok, andiamo all'ultima, vai, ancora D'Angelo Russell, ma niente ragazzi, il figlio del Cuba è una pippa. È sempre il secondo, se all'inizio le vinceva tu. Cosa sta? Ah sì, cazzo, è vero, sono cambiati i playoff. I play sono cambiati. Allora. Simula qualificazioni, perfetto. Ragazzi, Phoenix veramente non esiste. Disastro assoluto. Ok, vince Orlando, signori, con Kaylee Lower. Bene. Si ritirano Chandler, Randolph, Howard, Iguodala, Rudy Gay, Rondo, Redick. Joachim no, tanta bella gente. Ok. E niente. Adesso probabilmente ci sarà un cambio per il figlio del prescelto. Eccoci qua raga, per la penultima stagione che però non capisco perché negli ultimi draft non mi dà giocatori reali ma solo giocatori diciamo inventati, non la capisco sinceramente sta cosa. Siamo ai Lakers comunque con uno squadrone Curry, Anthony Edwards, James Carter Jr. e Veneziano. Vediamo se a Los Angeles portiamo a casa un altro titolo. Mike Conley, Powell, ok, niente di che, proprio cambiato tutto.
Simula qualificazioni, vediamo. Ok, passiamo al secondo turno finalmente. Attenzione. Aia. Los Angeles fa 2-1, 2-2, 3-2, 4-2. Siamo alle finali, ragazzi. Siamo alle finali. 1 contro Houston. 3 e 4. Torniamo in finale. No, contro Boston rido. Non ci credo. Lakers Boston, il figlio del prescelto contro i Boston. E al contrario avevo vinto io contro i Lakers, pazzesco. Vediamo se vince il secondo titolo. 2-0, 3-0, 3-1, attenzione, 4-1, il secondo titolo per The King con Stephen Curry, MVP delle finali. Non è decisivo come veneziano però, questo lo possiamo dire. Però intanto il buon... Eccolo qua. Campione NBA 19-22. Benissimo. Adesso vi faccio vedere. Chris Paul si ritira, Jefferson, un po' di gente si ritira. Chris Paul Hall of Fame, ci sta. Ok. Ciao, Memphis. Ok. E facciamo l'ultimo anno, ragazzi, poi chiudiamo. Ciao. Poi vediamo prima quanta gente che tanto non conosce, ma sì, non ci interessa più niente. Ormai vogliamo solo chiudere. Ok. Ok, veneziano rimane. Sì, veneziano, Shaquille O'Neal Jr. se ne va. Anche LeBron James, cazzo. Vai. Offri contratto. E vediamo se rimane. Che dovrebbe essere rimasto, spero. Dai, no, Kobe lo teniamo, dai. Teoricamente. Tu. Ok. Ok, sono rimasti, perfetto. Andiamo avanti, io non ho mai vinto in 20.000 anni, in 30 anni la Summer League. Incredibile. Washington. Adesso qua. Ah, addirittura così mi chiede adesso, genera matricola automaticamente. Va bene, ciao. Forse sono gli ultimi anni, boh, non lo so, sincero. Simula fino dopo partita. Ok. Ok ragazzi, andiamo all'ultima season. Oh, e chiudiamo con King George MVP. Grande King. Grande King. Ok. E adesso il King sta entrando. Oh, no. Ma non ci credo, metto avanti veloce. Vabbè, comunque perdiamo le finali di conference. Washington, San Antonio. E Washington vincono la stagione 2023. Raga, finisce qua tutto. Che dire, è stata una serie stupenda. Il prossimo anno
sarà diversa, non voglio spoilerare troppo, ma sarà diversa. Cazzo, LeBron James si è ritirato, ciao, si ritira LeBron, si è ritirato il cume, diciamo, è finita la grande era. È finito tutto, raga. Pazzesco. Ok, ciao. Non mi interessa. Bello, Alonso Red me lo godo. Bene. Ingaggio ma Gilbert Arena Juniors. E Gilbertone. Offerte qualificanti. Ma sì. Facciamo i pazzi. Tutti li voglio, tutti. Dai, dai, dai. Ciao. Professore veneziano addirittura vabbè, insomma, King George è sceso di 1. Non è comunque forte, secondo me, come il prescelto. Vincerò l'ultima possibilità di vincere una Summer League. Ce la faremo? Niente. Proprio impossibile vincere questa competizione. Ok. Genera matricole. Ok. E ragazzi, abbiamo finito, ce l'abbiamo fatta. I record di Veneziano rimarranno nella storia di questo sport. Mamma mia, cosa ha fatto Veneziano? Purtroppo non c'era penso nessun record di King George, ma vabbè, è stato diciamo una pendice finale per arrivare alla fine. Raga, non so cosa dire, siamo riusciti a fare. Questa è una cosa che voglio vedere. Record, no. Siamo partiti, se non sbaglio, dalla stagione. Aspetta. (91-92) con la vittoria di Michael Jordan MVP delle finali ai Chicago Bulls con i Lakers. E poi ragazzi siamo arrivati noi, Phoenix Suns, noi l'abbiamo vinto. Poi Portland, New York 4-3 bellissimo. Dallas, Chicago 4-0 pesantissimo con Shaquille O'Neal protagonista. Utah, Orlando. Charlotte, Vancouver, prima finale persa dal Cume. Indiana, Los Angeles. Grande Reggie Miller. Poi però ragazzi è salito in cattedra il Cumendone con 2 vittorie con i Vancouver Grizzlies. Poi San Antonio. Scusate, zio Kel. Sorry. Poi Ciclo San Antonio con Veneziano che perde la finale. Poi però Boston ne vince 3 consecutive, di cui 2 con il Cume, che è anche MVP. Philadelphia distrutta Phoenix. Chicago inizia l'era Chicago, comunque Boston vince 4 titoli in 6 anni. Philadelphia e dopo ritorna Veneziano, ancora Veneziano, ancora Veneziano, poi vince Atlanta. Incredibile. La storia è stata scritta, godo. Poi gli MVP sono stati così. Allora, Jordan, poi Shaquille Jordan e poi inizia sequenza cumendiana, veneziano, 4 titoli.
nel momento di massimo splendore cubendiano. Poi abbiamo Iverson, James, Garnett, Arenas, cominciano i titoli di James, però qua c'è un canto del cigno cubendiano, 2009-2010, il cubendone, e God. Poi tanto LeBron, sinceramente. E chiudiamo però con il figlio del prescelto, God. Ecco, sesto giocatore difesa dell'anno, LeBron James ha vinto ininterrottamente dal 2008-2009, cioè 10 anni, incredibile. Capo classifica purtroppo non ho mai vinto un cazzo a livello di punti. A rimbalzi ha vinto King George, però bravo King George. Assist l'ho vinto una volta, mi sembra. Sì, era 2002-2003. Ok, raga. Raga, un saluto del comandante veneziano. Siamo riusciti a portare a termine la serie. E niente, adesso a bomba partiremo con il nuovo NBA, con una modalità nuova, sarà un nuovo modo di fare la storia. L'unico spoiler che posso fare è che partiremo dall'era, diciamo, di Larry e Magic, quindi ce le spariamo tutte. Raga, un saluto del comandante veneziano. Ciao!